Slow Tour Padano per raccontare l'agricoltura, il territorio, la storia, i prodotti lungo la rotta del grana padano. Cavalcando avventurosamente Astore, che miracolosamente non mi ha mai lasciato a piedi, sono partito da Milano e ho seguito l'acqua del Ticino, l'acqua del Po, e adesso sto arrivando dove l'acqua dolce incontra l'acqua salata, sul delta, dove gli orti di terra diventano orti di mare. Esterno quasi giorno, temperatura atmosferica meno 2 gradi, temperatura percepita meno 20, umidità non pervenuta, cioè non misurabile, le estremità perdono sensibilità e ti si ghiaccia la lingua in bocca. Ma sto per esplorare il magico mondo degli orti di mare, dove si coltivano cozze e vongole. Siamo arrivati a un momento importante per i fluidi padani. Qui l'acqua dolce a un certo punto si incontra con l'acqua salata e questa è una cosa molto importante perché è una barriera anticuneo salino, cioè impedisce all'acqua salata di risalire troppo lungo il Po e quindi di danneggiare anche l'agricoltura. Diego, dove stiamo andando adesso? Andiamo dentro la sacca di Scardovari dove stanno raccogliendo le vongole. Diego, com'è che sono tutti attaccati uno di fianco all'altro, che c'è un sacco di posto e sono tutti assieme? Viene chiamato orto, cioè in questi giorni hanno aperto questo spazio, questo orto diciamo, e tutte le barche in questo momento stanno pescando nell'orto che è fermo da mesi. Qui adesso stanno tirando su cozze o vongole? Vongole. 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 Vongole filippine. Vongole filippine. E le nostre vongole veraci? Sono quasi scomparse. Là stanno raccogliendo le vongole a strascico dalla barca, ma qui invece fanno tutto a mano. La persona va in acqua. Certo, perché cos'è? 50 centimetri sì, d'acqua? 50, un metro al massimo. E infatti qui il pescadino, pescatore contadino, sta con l'acqua fino alla cintola e trascina una sorta di aspirapolvere, la famosa rasca. Però, cioè, È pesantino, da tirare è duro. anche perché sono 20 anni che vengo a pescare, quindi Sto per abbordare una barca di corsare nere. No, più che altro c'ho l'altra gamba. Aspetta, Grazie. Questo non l'avevo calcolato. Non sono attrezzato come Vedo voi. che non è attrezzato, non può venire qua in sacca così a vongoli. Ma sono sceso dalla moto. Vedo che agli piace. Ciao. Ciao. Aspetta, è un mondo che non sta mai fermo questo qua. No, questo qua no. A me è una cosa che mi ha sorpreso, lo dico seriamente, è che ci siano tante donne che fanno questo mestiere qua. Per fortuna abbiamo solo quello e Dio grazia che abbiamo quello. In termini di lavoro. In termini di lavoro, bene o male siamo una conduzione familiare, si può dire così. Sì. Lei è la sorella di lui, io sono un'amica, Sì. c'è marito e moglie, ci sono i figli. Quindi conduzione familiare. Una volta il permesso si poteva passare da padre a figlio, da nonno allo zio. Infatti io ho il permesso di mio papà, lei ha il permesso di suo papà. Ma insomma, la famosa rasca, come si usa? È tutto un lavoro di bacino.
Vabbè, insomma, è una danza, si può dire, è una fatta danza, da sì. cinse. È una danza un po' faticosa, però. Ma infatti la cosa che mi sorprende è che, insomma, una donna che va giù nell'acqua e fa quella fatica lì. Guardi che ha trovato proprio la persona sbagliata. Perché sono una femminista convinta. Sì, ho capito, ma femminista vuol dire, insomma... Quello che può fare l'uomo può fare anche la donna, non c'è limite. Quello che può fare la donna può farlo benissimo l'uomo. mi arrendo, io volevo preservarvi dalle fatiche, non volevo insinuare... Nel 2020 ancora queste... No, non si può, dai. Qui in barca da noi ognuno dà quello che può. Tutti quanti ci diamo una mano, nel nostro piccolo ci aiutiamo. Comunque noi siamo, paradosso, noi siamo sotto agricoltura perché noi raccogliamo e seminiamo le vongole. Vede quei ragazzi con le barche? Vanno in un altro orto, raccolgono la semina e seminano un altro orto, come nella campagna. Esattamente come nella campagna, la rotazione. Dopo l'immancabile selfie con Daniele e Cinzia, mi tocca abbordare un'altra barca per capire come funziona la semina. Questo è seme di vongola. Cioè, in pratica, loro hanno tirato su le vongole, quelle grosse le tenete, quelle più piccole, in pratica, le trapiantate dall'altra parte. Dall'altra parte, sì. È proprio come un vivaio, è uguale, eh? Bene, seminatori, grazie. Adesso dalle vongole passiamo alle cozze. Quelli che Diego sta tirando su sembrano dei salami appesi sott'acqua. In realtà sono dei cotechini appesi sott'acqua. Perché? Perché c'è la rete dentro, C'è la rete, no? sì. Allora, spieghiamo meglio. Sono cozze. Raccogliamo le cozze in mare, diciamo, e le portiamo all'interno della sacca per l'accrescimento. E quanto tempo deve rimanere nelle varie fasi? Nelle varie fasi, dalla prima, diciamo, all'ultima, un anno circa. Ci impiega un anno e dopo è la cozza di Scardovari DOP, DOP. denominazione d'origine protetta, quindi legata a un territorio. L'unico mollusco a denominazione d'origine protetta. È unica nella sua specie, perché vivendo in acque salmastre, la cozza ha un gusto più dolciastro rispetto alle altre marinerie, diciamo. Avendo l'acqua mista, il gusto è più delicato. Quindi è più dolce e meno più dolce, salata. La lavorazione è fatta qui, nelle cavane su palafitte. Ecco, te l'avevo detto che erano dei salami e dei cotechini. Difatti la stanno affettando. In realtà stanno adattandole a reti più grandi, in base alla crescita. E allora mi dicevi che un signore è tuo fratello? E l'altro è mio nipote. Ah, perfetto. La famiglia è la base. Sì. Ci spostiamo in un'altra cavana che impacchetta le vongole. Qui pesano le vongole che hanno raccolto. Viene confezionato e poi col nastro arriva al camion e via, parte per il mercato. Mercato che normalmente sarebbe fiorente. 85.000 quintali di vongole e 50.000 quintali di cozze DOP all'anno, per 1.500 addetti che lavorano nelle 14 cooperative che aderiscono al consorzio dei pescatori del Polesine. Peccato che il Covid, coi ristoranti semichiusi, abbia portato la crisi. Qui comunque si misura l'equilibrio tra uomo e natura. Ma qua storicamente l'uomo ci ha dato dentro, perché hanno cominciato i veneziani che mi risulta che a cavallo tra il 1500 e il 1600 hanno addirittura deviato il Po per evitare appunto che i sedimenti bloccassero la laguna. Poi ci sono state le bonifiche dai benedettini in poi per conquistare terra all'agricoltura vera e propria. E poi il ragionamento della portata del Po, che continua a calare, da cui il problema del cuneo salino. Insomma, l'uomo qua ne fa di tutti i colori. Sì. Questa è una zona che dal punto di vista ambientale è delicatissima. È una zona fondamentale per l'ecosistema dell'intero bacino del Po. In particolare questa area è stata riconosciuta dall'UNESCO come riserva di biosfera, quindi l'uomo che è parte integrante e attiva della tutela.
Qui ci sono 370 specie di uccelli, 1000 specie diverse di vegetali, è una zona particolarmente, come tutti i delta d'Europa, importante per la biodiversità. Dopo tutto il freddo patito sull'acqua, mi spetta un premio. Allora, Pamela, questa è la merenda del pescatore. Sì. Da dove comincio? Allora, tendenzialmente cominciamo dalle cose un po' più leggere e quindi meno saporite. Le cose leggere? Vabbè, adesso sentirete. La merenda del pescatore deve essere Certo. impegnativa. Ipercalorica. Riso e fasoi duri, carnaroli del delta alla pilaf. Dopo ci sono le schie o gamberetti in frittatina. E poi quest'altro invece che cos'è? Quello lì è un primo piatto, anche lì bello strong, Bigoli con le sardelle. leggerissimo. No, leggerissimo, Pamela, lascia stare. Mi tocca anche il dolce della tradizione, i famosi Un tamplon, sono i tamplon. frittelle di farina di castagna, uvetta e zucchero fritte. Uno si chiederà perché la farina di castagna, perché il Delta non ci sono le castagne. Però il Delta è una terra di conquiste, una terra di porti marinari e quindi bene o male tante spezie sono arrivate come, non so, la cannella, come può essere la noce moscata e come può essere la farina di castagna. Praticamente una lezione di territorio, di gastronomia e anche di storia. Lo slow tour prosegue lungo il Po. Guarda là, quello è il campanile di Bergantino. Tra l'altro è un luogo molto particolare dove il Po è bellissimo, guarda. Eccoli là, stanno arrivando. Turisti ciclisti, buongiorno! Buongiorno! Allora, io avevo appuntamento qui con Pierpaolo. Pierpaolo, tu organizzi dei giri turistici sul territorio. Certamente, vacanze facili in bicicletta, Quindi slow tour. slow tour, per godere fino in fondo la strada e il cibo. I fiumi della pianura padana rappresentano delle vere e proprie rotte turistiche, lungo le quali scorre un turismo slow. C'è la ciclovia Vento, che parte da Torino. Poi ci sono percorsi bicicletta più barca, che partono da Mantova, scendono lungo il Mincio e arrivano a Venezia. Attirano cicloturisti da tutto il mondo, americani, australiani. Abbiamo portato anche i giapponesi che si coprono fino a qua e con l'ombrellino perché hanno paura del sole. Cos'è che vi attira? Che tappe fate? Ci attira le cose particolari, nascoste. Sotto quel campanile c'è una cosa meravigliosa, meravigliosa, il Museo della Giostra. Beh, mi attira! Vieni con noi! Ma non posso venire con voi, siete in bicicletta, io ho Astore qua. La bici, la bici! La bici. Beh, ma è una bicicletta? È una super bicicletta! Sì, super, ma senti, ma non ci sono salite, vero? Solo discese. Solo discese. Andiamo? Intanto che i ciclisti fanno il tour degli argini, mi stacco temporaneamente dal gruppo per una sosta. Oh, finalmente sono arrivato al campanile che vedevo dal Po. Sono arrivato al centro di Bergantino. Qui era una zona depressa. E gli abitanti, per non essere obbligati a emigrare, se ne sono inventati delle belle. E una è veramente una bellissima idea. In poche parole si sono inventati di fare i giostrai, lo spettacolo viaggiante. Andavano in giro, sì, ma poi tornavano qui, a casa loro. E qui c'è un museo che racconta questa storia. Dai, il tirasegno dell'orso. Colpito. Sandrone e Fagiolino, maschere padane. Ci sono degli organi meccanici preziosissimi.
Ah, qua c'è la galleria dei fenomeni da baraccone, c'è la donna cannone, l'uomo che spezza le catene, l'uomo che mangia le spade, il mangiafuoco. Oh, dai, pazzesco! L'uomo a 3 gambe! Quindi una raccolta di preziosi modellini di giostre. Partenza, nuovo giro, forza ragazzi da questa parte che tutti possono provarla, per le famiglie, per i ragazzi, per i bambini. Elvia, il mio è un viaggio nell'agricoltura, ma mi sembra che a livello antropologico tutto questo spettacolo di piazza, le fiere, eccetera, nascano dall'agricoltura. Guarda ad esempio queste altalene, venivano innalzate nel Settecento dai contadini russi in occasione delle feste legate al carnevale. Mettevano 4 altalene appese a 2 bracci incrociati, azionati a mano. E perché? Perché facevano questo gioco? Perché era un gioco rituale, propiziatorio, perché pensavano che più in alto salivano, più avrebbero aiutato il proprio raccolto a crescere. Dunque, da un gioco popolare di piazza ha origine la ruota panoramica. A questo punto Elvia mi porta al nocciolo della storia di Bergantino. Elvia, arriva la prima guerra mondiale, questi sono contadini al lavoro, ma scoppia una miseria pazzesca. Proprio così. Il Polesine è conosciuto per fama all'interno della regione Veneto come terra di desolazione, di miseria e di disoccupazione, tanto che in quell'epoca i dati sull'emigrazione spiccano alle stelle. Tantissime persone migrano all'estero a cercare fortuna. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo. Sono meccanici di biciclette che non vogliono emigrare e sono i pionieri proprio nella costruzione delle giostre. Perché? Perché soffrivano la fame più degli altri. All'epoca i meccanici di biciclette erano pagati una volta all'anno a raccolto concluso. I 2 meccanici di Bergantino iniziano a girare le fiere per vendere i dolci fatti in casa dalle mogli. Poi, in una sagra del Mantovano, vedono una giostra e rimangono colpiti. Più ancora che dalla bellezza della giostra, dal fatto del pagamento immediato, dal movimento del cassiere che faceva così e raccoglieva i soldi prima di dare il servizio del giro in giostra. Diventando giostrai, gli abitanti di Bergantino diventano emigranti part-time, cioè stavano in giro ma poi ogni tanto tornavano a casa. Le donne in questa storia hanno avuto un grande ruolo. Lo chiedo a Lara, che casualmente è la sindaca di Bergantino. Certo, è proprio così. La storia della giostra a Bergantino è costellata da straordinarie figure femminili. Avevano un ruolo importante nella gestione appunto del marito, dei figli, della carovana, del mestiere, e proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli uomini sono stati chiamati alle armi, hanno mantenuto in vita il mestiere. Abbiamo per esempio Vanna Protti, la prima a portare i pantaloni, ha indossato la tuta ed è andata in officina col papà. E poi abbiamo per esempio Ermide Bingotti Gardini, che è una donna che ha iniziato a girare con la giostra e il marito, bracciante agricolo, non l'ha mai seguita. Lei veramente, donna forte, ha portato avanti il mestiere da sola. Fammi un primo piano emotivo, a questo punto lo devo dire. Mia bisnonna Elvira con il suo marito Francesco facevano i musicisti da strada e andavano in giro, lui suonava il violino e lei la chitarra. La tradizione continua. Qui, nel distretto polesano, oggi ci sono 70 aziende che fanno giostre, danno lavoro a 500 persone e fatturano 150 milioni di euro all'anno. No, ma questo è meraviglioso, tra l'altro è anche, come dire, filologico, questo è la rappresentazione vera di un cavallo da tiro. Sono nella fabbrica di giostre di Alberto. Secondo me, prima di tutto, siete degli artisti. Ma tutte queste qua sono sculture, sono tutte dipinte a mano. E anche create a mano. Gli stampi, diciamo il modello, è stato fatto in terra. È una statua. Tutto modellato a mano. Il metodo è artigianale, dalla modellazione alle rifiniture pittoriche. Tutte cose artigianali. Se si perdono queste, si perde tutto. La macchina non sostituisce mai le mani. Per inventare prima e poi realizzare una giostra. Io con mia nipotina vado in giro e vedo cosa gli attira. Allora è un metodo scientifico. La nipotina. Le tue giostre, qua, da quel che ho visto, dai cavallini, hanno quel sapore
anche no, di tenerezza, di un'infanzia, dai, che parte con la fantasia su un cavallino, non ha bisogno dello Sputnik. Qui a Bergantino il tour si fa ancora più slow. Ho barattato temporaneamente la mia moto per una bicicletta, per infilarmi in un gruppo di cicloturisti. Adesso parcheggiamo le bici qua. Va bene. Il tour enogastronomico prevede la sosta al caseificio. Pierpaolo, dove siamo qua? Al caseificio. E adesso? E adesso se magna. No, dopo se magna. Prima visita. Prima visita al caseificio. E dopo se magna. Dai, andiamo a fare una passeggiata per il caseificio e scoprire i segreti della produzione del grana padano. Ma soprattutto qui i visitatori incontrano la passione delle persone come Valentino. Cosa significa lo stile di vita del casaro? La mattina, se uno non si alza e non sente, non tocca il latte, non tocca il formaggio finché cuoce e non sente l'odore di questo latte, l'odore di formaggio, la casara, non sta bene, ecco, perché purtroppo è così. Io non riesco a staccare, non riesco a fare giorni di riposo, di ferie, proprio perché sono cose che sono dentro, sono cose più grandi di me. In questo caseificio si producono 20.000 forme all'anno. 20.000. Secoli di grattugiate. Intanto Pierpaolo fa da cicerone ai cicloturisti in visita. Ogni giorno si lavorano circa 25.000 litri di latte al giorno. Ma un caseificio non è un museo. Perché i turisti lo vengono a visitare? Cosa rappresenta una fetta di grana padano? È una bandiera del territorio, conserva le tradizioni, la cultura del popolo, del territorio in cui nasce e porta economia nel territorio. Quando parliamo dell'economia del grana padano, di cosa parliamo concretamente? Allora parliamo di 40.000 persone, di 4.000 stalle, di 200 consorziati, 134 caseifici produttori e gli altri sono stagionatori o confezionatori, e parliamo di un valore alla produzione dei nostri caseifici di circa 2 miliardi di euro all'anno. Poi c'è l'export. Beh, dentro questo c'è anche l'export. Noi quest'anno esporteremo il 42% del prodotto, quindi noi siamo il prodotto DOP, non solo il formaggio, in assoluto più consumato quantitativamente sia in Italia che nel mondo. Una domanda da consumatore a direttore del consorzio. Allora, cos'è un consorzio? Un po' l'ho capita, promuove il prodotto, la commercializzazione, eccetera, eccetera. Ma non basta, il consorzio fa dell'altra roba. La terza funzione è quella della tutela del consumatore, che forse è la più importante, sul quale investe 7 milioni di euro all'anno, a favore della garanzia del rispetto del disciplinare, che sono le regole produttive dalla stalla, dall'alimentazione della bovina fino alla stagionatura, per andare alle verifiche con le analisi biologiche in tutti i punti vendita, nei punti di confezionamento, nei ristoranti. A proposito di ristoranti, adesso si mangia merenda padana a base di pane ferrarese, aceto balsamico di Modena, prosciutto di Parma, zucca mantovana e poi grana padano. Addirittura Valentino apre una forma del 2015. Praticamente super invecchiata, rarissima. Grana padano. Si dice ti fa bene. Sì. La mia compagna di merende, Annette Olandese, è anche dietista. Perché mi fa bene? Cosa c'è dentro? I principali nutrienti del grana padano sono le proteine e il calcio. È ricchissimo di calcio. Quindi mi dà le proteine e mi dà il calcio. Il calcio esatto. Lo so che ha a che fare con le ossa. Le proteine con l'energia, con... Sono poi proteine molto valide, perché sono proteine di un alto valore biologico, che vuol dire che il nostro corpo assorbe queste proteine senza fatica e li utilizza anche senza fatica. Si costruisce il muscolo.
Castello della Mesola. Bello, Castello della Mesola. Poi mi piace il fatto, guarda, tutti i portici, è ancora abitato, è ancora vissuto e sì che ha una storia incredibile. Il castello è imponente, castello e delizia. Le delizie degli Estensi, veri gioielli del Rinascimento, erano delle residenze di campagna che servivano come difesa e come luogo di svago. Lo slow tour prosegue lungo il Po di Goro. Dai, un cervo! 2, 3! Sono arrivato nella riserva del Bosco della Mesola, il paradiso dei cervi e di altre specie animali come testuggini, rane, uccelli. Un luogo speciale, normalmente visitato da scolaresche e famiglie. 1000 ettari di foresta di lecci, frassini, olmi che si affacciano sulla Sacca di Goro. Ma a proposito di foresta... Gli appassionati di moto d'epoca sanno benissimo che c'è una bella differenza tra una moto conservata e una moto restaurata. Questa è una moto conservata, cioè io l'ho lasciata sempre così com'era, non ci ho fatto proprio niente. Invece le moto restaurate sono rimesse a nuovo e il restauratore interviene pesantemente. Ecco, lo stesso problema riguarda le zone naturali. Conservate o restaurate? Fuori di metafora, qui voglio capire la differenza tra un bosco lasciato naturale e un bosco coltivato. Qui siamo nella riserva integrale, qui viene lasciato tutto a una libera evoluzione oramai da 50 anni e questo è un esempio classico di fusto di leccio caduto a terra circa 20 anni fa che sta diventando humus. Sta diventando humus, cioè sta diventando nutrimento per il leccio che è qui di fianco. Cioè in pratica sta marcendo. Sta marcendo quello che noi chiamiamo in modo deplorevole marcio, ma lui sta diventando il cibo del quale le piante si nutrono. Allora, questo è il grande cerchio della vita, praticamente. Colonnello, qua quindi voi avete deciso di lasciare questa zona intoccata e intoccabile. Esattamente, è una scelta gestionale, è solo un quinto del bosco che è riserva naturale integrale, però qui la biodiversità veramente può evolversi secondo le leggi di natura. Ma il bosco cambia, si evolve e si adatta. Anni fa si pensava che per farlo sopravvivere bene bastasse lasciarlo in pace, non intervenire. Poi si è capito che non basta. Non si poteva immaginare all'epoca che oggi ci sono problematiche ambientali, sto parlando dei cambiamenti climatici ad esempio, o di problematiche qui tipiche della costa come la subsidenza, l'abbassamento del terreno. Quindi cambiamenti molto rapidi che solo 30-40 anni fa non potevano neppure essere ipotizzati. Ed ecco che l'uomo può e deve fare la sua parte. Qui siamo appunto nel bosco restaurato, in cui l'uomo mette le cose in ordine, pota, dirada, regola lo sviluppo delle piante. Un bosco domestico, agibile. Il bosco fa paura, no? Pensa a tutte le favole che ruotano attorno al bosco. Molto spesso il bosco è identificato come un luogo in cui c'è timore, no? E quindi il visitatore si aspetta di vedere un bosco bello, trasparente, nel quale semplicemente ruotando gli occhi vede che non ci sono pericoli. Oltretutto questo diventa un bosco produttivo. Ci sono in Italia 11 milioni di ettari di bosco. Il 40% di questo bosco è cosiddetto ceduo, cioè è coltivato. È coltivato. Tutti noi ci siamo scaldati di legna da ardere da quando esistiamo fino semplicemente a 30 o 40 anni fa. E quindi non dobbiamo nasconderci dietro un dito. La pizza cotta a legna, che è molto buona, viene cotta da piante ceduate e tutto il legname che usiamo quotidianamente normalmente viene dalla coltivazione del bosco. È una forma tradizionale di agricoltura anche questa. C'è un cervo. I cervi italiani autoctoni pomellati, quelli di Bambi per intenderci, da un punto di vista genetico sono rari.
Non sono parenti di tutti gli altri cervi europei importati in Italia per il ripopolamento della caccia. Nel dopoguerra erano ridotti a 10 esemplari, ma adesso qui ce ne sono 300, forse troppi. Paradossalmente, dopo il bosco, si pone lo stesso dilemma, cioè intervenire o non intervenire sulla natura naturale. I cervi sono emozionanti, sono bellissimi, però io lo so, tutti dicono che carini un accidente. La gestione dei cervi non è così banale, no? Perché mi risulta che qui si siano molto riprodotti, diciamo che sono molto consanguinei, quindi si sviluppano poco, ci sono problemi di gestione di questa comunità di cervi. Le possibilità che abbiamo sono quelle di creare nuovi nuclei, creare nuove popolazioni in altri habitat idonei. Quindi non un problema, ma un valore da gestire. Quindi dovete fare come con le api, farli sciamare da un'altra parte. Direi proprio di sì. Insomma, una cosa l'ho capita. Questo ambiente è importante sotto molti aspetti. Sull'argomento il professore ha fatto anche della letteratura. Questo è un libro che si intitola Germogli, del professor Montecchio, edito dall'Università di Padova. E i proventi che deriveranno dalla vendita di questo libro serviranno a finanziare un progetto di ricerca dell'Università di Padova sugli alberi monumentali. A proposito di alberi monumentali, nei dintorni ce n'è un esempio. Mi hanno dato un appuntamento sull'argine. Non c'è nessuno. Oppa, là. 6 più 8, 14 uguale a 18. 9 più 6, 24 uguale a 41. Cosa fa? Sommo, addiziono. Io sommo, lei somma. Sono il sommo. Sa chi sono io? Sì, sommo poeta, l'ho capito. Dante Alighieri, ecco, va bene. Al di là che la vedo un po' in carne rispetto a... purtroppo ho un'allergia all'alloro. Ah, l'allergia all'alloro. E allora l'alloro mi si gonfia la faccia, sa com'è l'alloro. Perché mi ha chiamato qua? Perché io tutti gli anni vado a vedere questa meraviglia, questa immensità della quercia. La rovra! Eccola davanti a lei. Veramente non c'è proprio più niente. Questa è la pianta delle muse, dove tutti i poeti vanno a pensare. E io nel 1321, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi fermai in una selva oscura perché la dritta via aveva smarrita. Si fermi un attimo. Effettivamente, storicamente, qua c'era una quercia enorme, una quercia che ha segnato questo territorio, una quercia che era simbolica per la popolazione locale e che un disgraziato giorno, esattamente, ecco qua, il 25 giugno del 2013, è crollata, è venuta giù. Questo è vero. E ai tempi di Dante qui c'era la foresta planiziale, cioè c'era una foresta. La foresta oscura. La foresta oscura? Dove io mi smarrii. Sì. Allora tocco la quercia e mi dice: per ritrovare la dritta via, salga su di me, sali su di me. Ma adesso non faccia la Divina Commedia, perché è salito su? Per vedere dov'era la torre della Pomposa. Esatto, questo è storico. Effettivamente la tradizione vuole che Dante, che faceva l'ambasciatore tra Ravenna e Venezia, arrivato qua durante questo viaggio si è perso. Io, sommo Dante Alighieri, tutti gli anni la ricordo sempre. E da queste parti tutti se la ricordano. La rovra, la quercia di Dante, che era un punto di riferimento, un monumento naturale. Dopo che è caduta per vecchiaia, è stata messa al riparo sotto una tettoia. Eccola qua, la reliquia della rovra. Era alta 26 metri. Alla base il diametro del tronco era 6 metri, ci volevano 10 bambini o 6 persone adulte. E per ricordare la rovra, la comunità ha organizzato festival, performance, come quella dell'artista Miranda Greggio, che ha fatto cadere dalla sede del comune una sorta di sudario della quercia. Tutte queste cose qua, per una pianta? Beh. Guarda che pianta, voglio dire, non è mica, ho capito, non è mica una cosa da poco. Ma era entrata, se ho capito bene, proprio nel DNA delle persone. Insomma, era un luogo identitario per tutta la comunità di Ariano in particolare, ma di tutto il Delta.
Beh, è una pianta che emoziona, è così per tutta la gente che l'ha amata e così per tutti gli aranesi che ancora la amano. L'identità territoriale della pianura padana passa anche attraverso una quercia che non c'è più. Quello là è il confine del bosco della Mesola e questo qua è un campo di carote. Le stanno raccogliendo adesso. Le carote sono un mondo. Guarda, 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 ci sono carote di tutti i colori. Guarda qua. Oh, ci sono carote rosse, carote viola, carote gialle. Qui invece sì, credo che siano carote arancio, bei carotoni. Vado a vedere. Giacomo, scusa, ma stanno raccogliendo le carote adesso? Sì. Ma è inverno? Beh, non ho nessun problema. Queste carote sono state seminate a fine luglio ed è questo il momento in cui vengono raccolte. Le possiamo raccogliere in tanti momenti diversi durante l'anno. Questo terreno a me sembra molto, molto, molto speciale. Sì, questo è un terreno sabbioso, quindi questa è pura sabbia. Sì. È da una zona, siamo molto vicini al mare. Con la sabbia la carota viene in modo perfetto. Fammelo dire che l'ho imparato. La carota viene bene in terreni sciolti, si dice, cioè con molta sabbia, l'acqua va via, non ristagna, lei si espande. Noi facciamo tantissime concimazioni organiche e quindi portiamo del letame in questi campi. Concimazioni organiche? Sì, sì. Con letame? La carota è una coltura che dà soddisfazione. Se ne producono anche 700 quintali per ettaro. Noi produciamo carote italiane come Selenella e quindi abbiamo una linea di carote che ha particolarmente successo. Che caratteristiche particolari hanno? Come le trattate? Beh, sono molto simili dal punto di vista della tecnica alla patata Selenella, nel senso che hanno anche in questo caso un disciplinare molto stringente, quindi solo produzione integrata, e anche in questo caso viene fatta una concimazione fogliare per far arrivare il selenio in modo organico all'interno della carota. Ricapitolando, l'agricoltura integrata è un sistema per ridurre al minimo indispensabile l'uso di chimica e le api che vivono qui a fianco testimoniano che qua l'ambiente sta bene. Mentre il selenio è un minerale naturale, presente nel nostro organismo e nei cibi. È un antiossidante, fa bene al sistema immunitario. Quindi qui fate un anno carote e dopo? Dopo faremo altre colture, dal grano alle patate, a pomodori da industria, ma non carote. Le carote ritornano in questo campo dopo 4 anni. La famosa rotazione per non depauperare i terreni. Carota, la principessa delle orticole, ma quella delle orticole è un mondo complesso, con tanti prodotti. Certo, e noi come consorzio abbiamo 3 tipologie di ortaggi, quindi dalle patate alle carote alle cipolle. E a proposito di quarti di nobiltà ortofrutticola. Eccola qua, la duchessa del purè, la patata. Si potrebbe anche definire il tubero dei 2 mondi, perché la patata notoriamente viene dall'America. Ma se l'America l'ha scoperta Colombo, chi ha scoperto la patata? È stato un bolognese. Pietro Maria Bignami a scoprire che la patata era adatta più o meno a tutto, si adattava a diversi terreni, cresceva quasi dovunque e quindi era, diciamo, una enorme risorsa. Qui siamo su un terreno preparato per seminare le patate. Sì, si seminano come le patate? In che senso? Cosa semini? Allora, semini una patata, un tubero seme. Quindi esattamente quello che hai in mano viene seminato nei nostri campi. Oppure puoi anche seminare un pezzo di tubero sezionato. Questa era una pratica che si faceva una volta, adesso si semina sempre un tubero seme. E io semino una patata e poi cosa salta fuori? Quindi da una patata possono crescere dai 15 tuberi in su. Giacomo, l'agricoltura si deve sempre difendere dall'accusa di inquinare. Come la mettiamo col consumo di acqua? Utilizziamo dei sistemi irrigui molto rispettosi per l'ambiente. Quindi poca acqua?
Sì, quello il che è minimo. necessario, il minimo necessario. E questo grazie a degli strumenti, grazie alla tecnologia, quindi all'agricoltura 4.0, quindi abbiamo tantissimi sensori che utilizziamo nelle nostre aziende agricole, dove sappiamo esattamente quanta acqua c'è nel nostro terreno, quanta acqua bisogna portare e il consumo idrico che ha bisogno la patata. Perché si fa presto a dire patata, ma ci sono un sacco di varietà diverse di patate. Un 420 conservato degli anni 70, fa il paio con la mia moto. Allora, Giacomo, le carote ci sono di tutti i colori, ma queste qua sono arancio perché le hanno selezionate in onore degli Orange, cioè la dinastia olandese. Poi le cipolle sono di 3 colori, allora quella bianca è quella che punge di più. Esatto. Quella gialla va bene per il soffritto e invece quella rossa è quella più dolce. Invece una cosa incredibile sono le varietà di patate, ce n'è di tutti i colori. Questa è una patata viola e al suo interno anche questa è viola ed è ideale per i piatti gourmet. Patata viola buona per il purè. Io l'avrei presa fuori per un kiwi e dentro per una rapa. E invece è una patata. E invece è una patata. Invece queste Viola. sono le patate rosse e queste si distinguono, sono ideali per le patate fritte. Rosse fuori e gialle dentro, buone da friggere. Un'altra giallissima è questa, che è un'esclusiva del consorzio, una varietà che abbiamo solo noi di Selenella. Patata rosa, ricca naturalmente di luteina, un antiossidante contro l'invecchiamento. Queste invece sono a più forma allungata, è ideale per le insalate. Patata lunga, tiene la cottura a lungo e resta soda. Questa è una cosa fondamentale del rapporto tra i prodotti e la cucina. Allora, non puoi avere solo una varietà, devi averne tante in base al tipo di ricetta, perché per esempio, proprio anche da crude, questa viola, sono diverse. Le varietà si differenziano per la quantità di amido che contengono. Più amido uguale gnocchi e purè. Ma come faccio a capire quanto amido c'è? La patata è tagliata, la ricompongo e rimane. Dai! Ma a proposito di purè, di patate e di carote in tavola, voglio capire cosa succede quando le mangio. È vero che la patata ha più vitamine, ha più sali minerali, ha più fibre, ha più potassio della pasta e del riso? Verissimo, è una fonte di multivitaminica e questa spesso ce la fa preferire alla pasta o al riso perché ovviamente si unisce l'utile al dilettevole, quindi alimento buono, che piace, facile in qualche modo da preparare, però allo stesso tempo ha una grande variabilità di nutrienti che possono essere sfruttati per altre situazioni. Penso a tutte le vitamine, quindi a tutti i processi biochimici che intervengono nel nostro organismo, ma che in realtà con la pasta non si hanno. Mirko, allora, il dottore ha detto che si possono fare in tanti modi. Tu qua come le hai fatte le patate? Noi ve le abbiamo presentate nei modi più classici, direi. La patata fritta che... Patata fritta. Patata al forno. Al forno. Patata bollita. Vabbè, la patata lessa. Sì, quella classica. E il purè di patate. Ah, benissimo. Se vogliamo, se lei guarda questi alimenti, rappresentano anche alcune fasi della nostra vita. La gioventù, la patata fritta, i bambini, la patata al forno, gourmet, qualcosa da fare nei piatti prelibati. La patata lessa ricorda più l'ospedale. Il purè è quando i denti non ci sono più, non è vero, poi lo si mangia nelle varietà. Cioè, è una bella metafora la patata, si presta. Sì, si presta. Io non sono d'accordo, se mi posso permettere, solo sul purè, perché con 2 fette di cotechino. Alla grandissima. La lezione del dottore finisce in forno. Torta salata di patate, carote e cipolle. Viva la patata! Cosa ho capito alla fine di questo viaggio? Dove va la pianura padana? Io ho capito che da queste parti fino a 100 anni fa si moriva di fame. Io lo so, perché mio bisnonno è morto di pellagra. Poi questa zona si è evoluta assieme all'agricoltura, che negli ultimi anni ha lanciato un'altra rivoluzione,
quella della valorizzazione delle tipicità legate al territorio, le famose DOP e IGP, che sono diventate una strategia, un riscatto, una cultura. Tutti questi sono prodotti che hanno in sé una tradizione produttiva, una cultura, dei valori che si tramandano e in questo veramente hanno un valore. In più portano all'estero un po' della nostra cultura, della conoscenza, della nostra qualità e chiamano molto turismo, quindi sono di grande aiuto all'economia italiana ma anche all'immagine del nostro paese nel mondo. Tutti i prodotti, le persone, i paesaggi che abbiamo attraversato vanno in questa direzione, scorrono spinti dall'acqua che diventa erba, che diventa latte, formaggio, vino e anche aceto. Mi sa che questo l'ha capito anche Astore.